Cornazzi Valsugana, in coda alla classifica prevalgono i padroni di casa. La partita è sempre dominata dagli ospiti, ma il vantaggio lo firma al 12° la Cornazzi grazie a una deviazione di Carpella. Il Valsugana si getta avanti e continua l'assedio, ma il portiere si oppone. Al 33° Ventura raccoglie un rimpallo e trafigge il portiere. Il secondo tempo insiste sullo stesso copione, ma Vecchia è veramente insuperabile, sulle occasioni di Zonca, Micheli e Pennacchi. Tantissime altre occasioni vengono respinte, con il Valsugana che esce sconfitto immeritatamente per 2-0. Ischia Audace, vittoria esterna per i biancoazzurri. A passare in vantaggio però sono i gialloneri al 15°, sfruttando la rete di Polenta. 8 minuti dopo Lorenzo Orlandi di testa rimette le cose in parità. L'Ischia comunque è in forma e non molla un centimetro, e ritorna in vantaggio con Segata al 39°. Al 57° l'Audace pareggia, con Orlandi che segna con un tiro insidioso. I gialloneri rimangono avanti tutta la ripresa, ma all'80° vengono trafitti ancora da Orlandi a 10 dalla fine. La traversa di Polenta nega il pareggio ai gialloneri e sancisce il 2-3 finale. Oltrefersina Montipallidi, vittoria interna in questo match. La partita è giocata alla pari nel primo tempo, ma al 7° Fisca controlla e sorprende il portiere. I locali alzano il baricentro e cercano di farsi valere, ma non trovano fortuna nel primo tempo. Nella ripresa l'Oltrefersina rimonta. Al 48° Toldo calcia dal limite e pareggia, e al 55° Bushrit anticipa in uscita il portiere. A 5 dalla fine la Montipallidi conquista un calcio di rigore, ma dal dischetto il giocatore ospite si fa parare un rigore da Groff. Vittoria importante per l'Oltrefersina per 2-1. Premiero Tesino, torna la vittoria al Premiero. Partono carichi locali che sfiorano il gol subito e che invece lo realizzano al 5° con Orsolin che calcia di sinistro, servito da corner. 2 minuti dopo ci pensa Carraro a mettere i conti in parità, calciando appena sotto la traversa. Il Tesino gioca maggiormente in contropiede e al 21° guadagna un rigore trasformato da Minatti. Nella ripresa il Premiero non molla e al 51° segna sul rigore con Tavernaro, mentre al 67° segna ancora con lo stesso Tavernaro su una situazione confusa. Perde ancora il Tesino, finisce 3-2. Ronsegno Ortigara Lefre, non sbagliano un colpo gli ospiti. La partita è giocata alla pari, con il Ronsegno che prova a giocare ma fatica a creare occasioni, mentre l'Ortigara Lefre è molto più concreto. Infatti al 41° passa con un'azione personale di Mattia Floriani. Nella ripresa il copione è lo stesso, ma l'unica punta del Ronsegno fatica contro la difesa ospite. Al 65° l'Ortigara Lefre trova il gol che chiude la pratica. Su una punizione Voltolini spizza di testa e chiude di fatto la partita. Il Ronsegno fatica ad attaccare creando poco, finisce quindi 0-2.